La festa della Repubblica ad Agrigento è continuata nel pomeriggio al Teatro Pirandello con la serata di gala. All'interno del foyer è stata allestita una mostra documentaria curata dal direttore dell'Archivio di Stato, Rossana Florio, dal titolo Divisione Acque e l'eccidio di Cefaloni e Corfù. Questa mostra celebra intanto una giornata storica che ha segnato la storia del nostro paese attraverso l'esposizione di questa documentazione che riguarda le votazioni che si sono tenute ad Agrigento il 2 giugno del 1946. Un documento molto significativo perché restituisce l'organizzazione di questa importantissima giornata, ci dà dei riferimenti importanti sulle circoscrizioni elettorali della città e anche sulla presenza per la prima volta delle donne ai seggi elettorali. Insieme a questa esposizione si è voluto riprendere anche il contesto che era già stato esposto il 25 aprile a Siuliana, che riguarda le memorie dei caduti presso Cefalonia e Corfù, per offrire anche un momento di confronto su quello che è stato il prima e su quello che è stato il dopo l'importante referendum del 2 giugno 1946. Quindi un gran buffet particolarmente apprezzato dai presenti, preparato dall'Istituto Enogastronomico Ambrosini di Favara. Sì, siamo stati chiamati da Sua Eccellenza e abbiamo risposto con le nostre risorse più belle e importanti, che sono i nostri alunni, i nostri insegnanti, i nostri tecnici. La scuola tutta questa sera è presente per l'accoglienza, l'allestimento, in collaborazione con lo staff di Sua Eccellenza, che ringraziamo, e con tutte le aziende che hanno ovviamente donato i loro prodotti per una serata all'insegna della consapevolezza della bellezza della nostra Repubblica, quindi bellezza con bellezza, storia con storia, la storia nazionale che si intreccia con questa locale in un tripudio di colori, di gusti, che ancora una volta enfatizza la bellezza del nostro territorio, che va sfruttata, che va e che deve diventare risorsa importante per lo sviluppo di questa città. La scuola al servizio dello sviluppo delle esistenze, ma al servizio dello sviluppo di tutto il nostro territorio. Viva l'Italia! Poi la preparazione di una megatorta a base di ricotta fresca di Santo Stefano, bagnata di maraschino, di circa 100 kg, fatta dallo chef Giovanni Mangione, in collaborazione con i ragazzi delle famiglie delle persone Down. Sì, oggi abbiamo fatto con i ragazzi questa bellissima torta a base di ricotta, una ricotta fresca di Santo Stefano. Abbiamo un pochettino voluto richiamare anche il comune di Agrigento, che è una struttura fatta artisticamente, fatta anche di pasta di zucchero, abbiamo fatto della pasta di mandorla e poi l'abbiamo un pochettino contornata con questi faretti accesi delle di luce che diciamo rappresentano un pochettino il comune. Peserà circa un 100 kg. Abbiamo messo anche della frutta candita e comunque siamo onorati di essere presenti qua per questa occasione della festa della Repubblica. Abbiamo fatto circa nell'arco di un'oretta e mezza con i ragazzi che mi hanno collaborato e ovviamente abbiamo usato qua per fare qua un 20 placche di pan di Spagna, abbiamo messo anche una bellissima bagna al maraschino e poi ricoperta con colore alimentare. Come ho detto poco fa, ricotta fresca e frutta candita. Il taglio della torta è stato fatto dal prefetto Romano, che ha sottolineato come sia importante la presenza delle aziende del nostro territorio alla manifestazione. Serata di gala a conclusione della festa della Repubblica con un concerto. Ci sembra giusto festeggiare nel senso più ampio del termine. Il concerto è sicuramente il clou della festa, però c'è qualcosa di più importante. Stasera qui sono presenti tutte le istituzioni del territorio, ma sono presenti anche le principali aziende, perché il territorio è fatto anche di produzione. Ci sono le aziende naturalmente nel campo gastronomico, in questo caso più importanti, ma non solo. Ci sono anche molte aziende industriali rappresentate, aziende alberghiere. Ci sono i maestri del lavoro che costruiscono invece la base, se vogliamo, del mondo produttivo. Insomma, non solo istituzioni, non solo amministrazioni. Quindi si è andati al Teatro Pirandello con il discorso del prefetto sul significato storico, del sindaco Miccichè, del presidente della Fondazione Patti, l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Toscanini di Ribera, che ha eseguito l'inno di Mameli. Quindi Gaetano Ronica e Clara Cirignotta si sono esibiti nei Ricordi dei Maestri, un adattamento teatrale curato dal direttore dell'Archivio di Stato Florio,
Due maestri a conclusione dell'anno scolastico del 1955-56 stanno completando il verbale degli esami di licenza elementare e diventa un momento di riflessione sulle nuove parole. Qui si tratta di persone vere che parlano e ci raccontano di quell'entusiasmo che si ebbe nel lontano 1956, cioè 10 anni dopo il famoso 2 giugno, le loro riflessioni, che sono molto diverse dalle nostre, ma che in qualche modo diventano un ponte tra il 46 e il 2024. Quindi il concerto di musica classica diretto da Alberto Maniaci, che hanno eseguito brani di Vincenzo Bellini, Pietro Mascagni, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini.